Allora, volevo sapere un attimo questo, perché Fismo Confesercenti lancia un allarme del comparto moda, che è altrettanto importante. 70% delle partite IVA è fuori dal decreto sostegni e dallo Stato avrebbero ricevuto soltanto briciole, perdite drammatiche. Un osservatorio economico in Confesercenti dice che nel 2020 le perdite del settore moda padovano hanno sfiorato il 50%. Sono numeri da paura qui. Ci sono chiusure anche di negozi? Beh, l'attesa è quella, le chiusure purtroppo ce le aspettiamo, non si sono verificate fino a 300-400 chiusure in tutta la provincia, però il rischio è di arrivare anche a 3.000 chiusure. 3.000 chiusure? Il rischio è quello, perché se non c'è io quello che chiedevo sui ristori, sugli aiuti, chiamiamoli come diavolo vogliamo, però servono per traghettare al di là della pandemia le imprese, cioè questa era la funzione, questa è la funzione, ma se non intervieni economicamente è difficile che un'azienda che ha chiuso, che non ha incassato, che ha avuto comunque i suoi costi, perché oltre ai costi dell'affitto ci sono anche altri costi che sono l'avviamento che c'è stato all'impresa, gli investimenti fatti, i debiti fatti per gli investimenti, cioè c'è tutto un insieme che pesa quotidianamente sull'imprenditore, sul commerciante. Chiaro. Questa è la realtà, perché non è solo, è un insieme di costi. Chiederei anche, direttore, parlavate prima di proposte da fare, quindi per rendere dotti chi ci ascolta, che tipo di proposte, che tipo di incontri potreste fare? C'è un altro messaggio, l'ho già detto, il futuro sarà delle multinazionali, questo non è casuale. Saluti ai noi. È quello che dicevamo prima. Sì. Ma io spero di no, perché il nostro chassis, il nostro visione è da micro e piccola impresa, cioè la qualità della vita che noi oggi conosciamo è questa, non la multinazionale, per carità, spero proprio di no. Cioè, nel senso che adesso si dice, vabbè, sono tutte cose che dicono per crearti l'illusione, per metterti tranquillo. Prima sembrava aprile, finita Pasqua si riapre tutto, poi sai voglia, finita Pasqua, poi si arriverà quest'estate. Però intanto c'è anche il turismo, che è un altro settore strategico. Che prospettive ci sono realisticamente? Leggo un altro messaggio. Buongiorno Presidente, vi stimo molto e sono contento dell'attività dell'associazione di cui faccio anch'io parte, ma le dico che bisogna fare di più, molto di più. Saluti, questo è un vostro iscritto, Presidente. È che bisogna fare di più? Sicuramente sempre quello. Ma il pressing costante che abbiamo fatto, che magari come dire, non è così appariscente, è stato quotidiano e non ci fermiamo assolutamente, soprattutto sulla questione economica, soprattutto sulla questione delle riaperture graduali finché vogliamo, ma che ci siano, in sicurezza, ma che ci siano. Bisogna riaprire. Il ministro Garavaglia parlava del 2 giugno come limite massimo. Siamo arrivati già al 2 giugno. Era il 20 aprile. Ma lui spera di programmare già molto prima le prime riaperture, addirittura si parla di fine aprile. Ecco, questo è il lavoro che dobbiamo fare. Anche perché poi a maggio abbiamo già, insomma, si avvicina Pentecoste, ci sarebbero già dei flussi turistici che stanno già dirottandosi verso altre destinazioni, quindi rischiamo seriamente di perdere, perché se non ti puoi spostare, muovere per visitare, ma anche tu stesso come italiano, che cosa muovi? Stai in zona arancione, cioè, giri per il tuo comune, è ridicolo. No. Sì, ma infatti il turismo poi sta soffrendo tantissimo di questo tipo di quello che ci sta succedendo, e noi abbiamo raccolto situazioni veramente al limite. Pensiamo a tutto il comparto che riguarda le guide, non so, ma anche gli operatori che lavorano nelle piazze più caratteristiche, i ristoranti, gli alberghi. Il turismo è sempre stato un nostro punto di forza, fa parte del 13% del PIL a livello nazionale, quindi insomma è sicuramente una cosa su cui si deve contare.
e non avere, ripeto, il fatto di gestire aperture e chiusure in questa maniera estremamente sommaria e non dare quindi la possibilità a un'azienda di pianificare la sua attività. Parlava prima di FISMO, mi scusi se mi collego, anche quello di cui si parlava prima, ma credo che proprio di questo abbia sofferto anche tantissimo il settore della moda, proprio aver dovuto, e sappiamo quanto prima loro devono pianificare gli acquisti, abbia dovuto comunque lavorare senza avere la certezza del vendere, perché acquistare, scusate, senza avere la certezza del vendere, quindi questo li ha mandati in enorme difficoltà. Tutte le cerimonie che stanno saltate, tutto il settore del wedding che ha sofferto tantissimo, anche lui, per non aver fatto, non si possono fare cerimonie, iniziative, non si possono fare manifestazioni anche in quel campo. Quindi quello che noi abbiamo chiesto anche con la manifestazione della scorsa settimana è una programmazione particolare sia per tutte le aree di qualsiasi colore loro siano. Abbiamo chiesto in particolare uno studio su quello che devono essere rimborsi, non ristori. Non ci piace più, vogliamo un decreto per le imprese, non un decreto sommario, vogliamo che vengano fatti veramente degli interventi più mirati. Prima parlavo di percentuali sui costi fissi, le aziende comunque sostengono delle spese al di là di fare o non fare ricavi e quindi quello a cui si vuole arrivare è veramente non dare comunque la sensazione a queste aziende che quello che gli arriva siano briciole, hanno bisogno di sostegni importanti. Chiaro, siamo arrivati al termine, leggo l'ultimo messaggio che non avevo letto, se dalla regia me lo metti in onda che così andiamo in chiusura. E parleremo ancora di questi temi perché vediamo che sono molto sentiti. Si dice sempre che il lavoro di oggi serve a pagare le pensioni maturate, lo stesso principio deve valere per le tasse, ma se non lavoro come faccio a pagarle? E qui si apre un'altra problematica. Faccio un esempio dell'attività, prima si dice, ecco ancora, il 2 giugno il limite massimo, a chi dice chiusi per salvare il Natale, chiusi per salvare la Pasqua, gli crediamo? Vabbè, e comunque un ambulante del settore abbigliamento con un fatturato di 42.000 euro nel 2019, di 17.000 nel 2020, non diciamo 2021, ha avuto un sostegno di 1.210 euro, era doveroso dirlo perché insomma fa capire la situazione. Detto questo ne parleremo ancora, ringraziamo i nostri ospiti di essere stati qui con noi, grazie a entrambi. Grazie a voi. Grazie a voi telespettatori di aver partecipato con i vostri messaggi, con le vostre mail che ci hanno anche sollecitato ad affrontare questo tema. Rivolgetevi alla categoria comunque per qualsiasi tipo di problema e per ovviamente sostenerla in questa attività di rapporto, di relazione, ma anche di posizione di forza nei confronti di quello che viene deciso. Buon proseguimento, ci vediamo domani.